l'avevamo detto, bisognava documentarlo scientificamente. I dati che presentiamo, che sono dati sviluppati da uno staff di ricercatori, da un'agenzia specializzata in posizionamento delle città d'arte sui mercati, ci dicono che in questi ultimi 2 anni la visibilità, la notorietà di Padova è cresciuta in modo esponenziale. Dal 2018 al gennaio del 2022 possiamo parlare di ricerche medie per mese che passano dalle 76.000 alle 132.000, è un incremento tra il 79 e l'80%, quindi è esponenziale. Le ricerche correlate a Padova con la parola Urbs Picta negli ultimi 2 anni sono cresciute del 1200%, ma quello che è importante è che si definisce esattamente una volontà di venire a Padova. Una volta si cercava università, cosa vedere, cioè ricerche generiche. Oggi si cerca mappa, centro, come raggiungerla, quindi è chiaro che vi è una maggior attenzione che origina innanzitutto dall'intera Italia, con fortissima attenzione verso Padova nel nord-est, quindi in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, in Lombardia, in Trentino, ma a livello mondo abbiamo sempre l'Austria, la Germania, la Croazia, la stessa Svizzera, come dire, sono ricerche di paesi e regioni prossime dove sostanzialmente vi è un desiderio di recarsi a Padova. Padova è diventata ormai una città d'arte desiderabile e importante. Questi dati sono confermati da altri 2 indicatori, arrivi e presenze. Incredibilmente nel 2021 torneremo a toccare il 1.000.000 di presenze. Non siamo ai risultati del 2019, ma siamo cresciuti tantissimo rispetto all'anno precedente. Altro dato importante, le presenze nei musei. Il mese di settembre-ottobre addirittura superiamo i dati già di per sé record del 2019. Cappella degli Scrovegni e Palazzo della Ragione presentano presenze fenomenali, altissime. Come dire, il periodo autunnale è il momento delle città d'arte. Sono dati che ci fanno capire che, guerra permettendo, la prossima primavera-estate, e ci siamo organizzati con il biglietto unico, con le visite guidate, Padova potrebbe finalmente riprendere i livelli del 2019 e noi ci auguriamo in un paio d'anni toccare quota 2 milioni di presenze all'anno.